nowhere to go. Now you're here, now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Buonasera ai telespettatori di Televenezia. In questa puntata affrontiamo un tema cruciale per il presente e per il futuro: l'intelligenza artificiale. Un fenomeno che sta trasformando il nostro modo di comunicare, lavorare e anche vivere. Ma cosa significa davvero convivere con l'intelligenza artificiale? Quali sono le opportunità e quali i rischi? E in che modo una città come Venezia, con la sua storia millenaria e il suo patrimonio unico, può confrontarsi con questi cambiamenti? Ne parliamo in questa puntata con il dottor Stefano Lecca, esperto di comunicazione e innovazione e autore del libro Comunicare con l'intelligenza artificiale. Dalla intelligenza artificiale alla metamorfosi digitale e alla quantistica. Un saggio, questo che presenteremo in puntata, che invita a riflettere in modo lucido ma anche accessibile, facile, di facile comprensione, sulle trasformazioni in atto e sul ruolo che ciascuno di noi può avere in questa nuova era. Partiamo, dottor Lecca, dalla tua esperienza professionale e lavorativa. Mi piace sempre partire dal percorso scolastico, universitario di ciascuno per spiegare come si arriva ad affrontare determinati temi. Tu hai sempre lavorato sui numeri, sei ragioniere, sei laureato in economia e poi hai abbinato ai numeri, ai bilanci, all'organizzazione aziendale, laureandoti in scienze della comunicazione, hai approfondito anche il tema della comunicazione, scrivendo poi, perché sei anche scrittore, numerosi saggi sulle nuove tecniche di comunicazione. E quindi andiamo un po' al tuo percorso professionale. Grazie Paolo, ringrazio Televenezia dell'opportunità che mi viene data per portare all'esterno quello che è il mondo dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il mio percorso è semplicissimo. Io nasco come agente di commercio e per 40 anni ho toccato con mano quello che è l'economia, la vendita, il rapporto con le persone, con i clienti. Quindi la comunicazione è sempre stata a fianco alla mia attività, proprio in modo sostanziale. Questo ha portato sì che mi interessassi sempre di più a quello che era il percorso della comunicazione nel tempo, che si è sviluppata sempre più in maniera professionale e ha attratto la mia curiosità innanzitutto. Curiosità che dopo è sfociata con la laurea in scienze della comunicazione grazie all'agenzia ATSC di Teramo, che ha permesso a noi agenti di commercio di sviluppare delle determinate competenze utilissime nel nostro mondo, ma non solo nel nostro mondo. E qui è nata quella curiosità ulteriore proprio in tutto quello che è l'ambito della comunicazione, tant'è che ho scritto comunicare con LinkedIn per quanto riguarda l'aspetto professionale, un passaggio importante per comprendere quanto la comunicazione sia ormai il faro conduttore per qualsiasi attività, non solo professionale, civica, associativa, politica, a tutto tondo. E siamo arrivati fino all'ultima pubblicazione sull'intelligenza artificiale. Francamente non è stato facile perché una materia è un ambito in continua evoluzione, talmente rapida che a un certo punto bisogna dare uno stop perché effettivamente non ci sarebbe mai termine per un'edizione. E non c'è dubbio, e questo diciamo è il tuo saggio, appunto l'abbiamo
già citato, comunicare con l'intelligenza artificiale e la presentazione della copertina ci porta appunto a questo dialogo su una materia così nuova e così anche affascinante, ma anche che può destare preoccupazione. Nel tuo libro, appunto, Comunicare con l'intelligenza artificiale, esplori come l'intelligenza artificiale stia trasformando il mondo della comunicazione e quindi quali sono, secondo te, le implicazioni più significative di questa trasformazione e anche in generale e anche con uno sguardo alle città storiche, a una città storica come Venezia. Sì, allora l'intelligenza artificiale c'è da premettere un punto cardine, è l'insieme di molte discipline, queste collegate tra loro proprio dalla comunicazione. Non dimentichiamolo, tutti parlano dell'intelligenza artificiale ricondotta nel proprio ambito, nel proprio settore, nelle proprie dinamiche, ma alla base di tutto c'è questo trade union data dalla comunicazione, perché ormai tutti gli strumenti ormai nascono con questo approccio di comunicazione, cioè la tecnologia ormai si avvale della comunicazione, certo, si avvale dell'intelligenza artificiale. Tu sottolinei l'importanza di un approccio equilibrato sull'intelligenza artificiale, evidenziando sia i progressi che i rischi etici. In che modo, appunto, la città di Venezia, con la sua ricca storia culturale, può contribuire a un dibattito etico sull'uso dell'intelligenza artificiale nella comunicazione? Allora, questo è un punto focale anche del mio libro. L'etica è prioritaria. Perché? Perché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale comporta un'acquisizione di dati, di big data, che se utilizzati correttamente sono il futuro, sono lo sviluppo, sono sicuramente di supporto a tutte le nostre attività. Dall'altro lato c'è il rischio di un utilizzo difforme che rasenta, direi, anche l'illegalità, perché se noi cominciamo a utilizzare l'intelligenza artificiale dal punto di vista non etico, andremo a scontrarsi con tutte quelle prerogative, tutte quelle situazioni a difesa della persona umana. Vado a specificare cosa. Ormai nell'intelligenza artificiale tutto quello che viene raccolto può essere utilizzato sì dal punto di vista commerciale, ma può essere utilizzato anche per attività che grazie ai bias noi potremmo raccogliere dei dati che sono strettamente legati alla tutela della privacy. Certo. E questo è un rischio molto molto importante, dobbiamo evitarlo. Quindi l'intelligenza artificiale che viene utilizzata praticamente da tutte le piattaforme, ma non solo dalle piattaforme, dalla strumentazione, perché noi dobbiamo anche prendere atto che questa intelligenza artificiale, che non è intelligenza, è un appellativo che viene dato a un algoritmo logico-matematico con inferenza statistica e dopo viene proiettato con degli input che questi input possono essere nocivi o molto utili a seconda di come vengono interpretate dall'uomo. Ecco che qua subentra un fattore molto importante. Noi interroghiamo la macchina, interroghiamo questa intelligenza artificiale impropriamente così nominata, però dopo tutto quello che ci viene dato, conferito dall'intelligenza artificiale, noi lo dobbiamo valutare, lo dobbiamo analizzare e dopodiché prendere quello che è utile per noi. Direi di più, proprio per questo motivo l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata soprattutto per le proprie competenze. Perché dico questo? Perché se non abbiamo delle competenze specifiche in una materia, noi rischiamo di interrogare l'intelligenza artificiale, farci dare
dell'indicazione, delle soluzioni, delle quali noi non conosciamo né l'origine, né l'insieme e nemmeno cosa possono fare di buono o di cattivo. Certo. Vengo ad un esempio proprio pratico. Logicamente, se uno si interroga su una malattia, l'intelligenza artificiale può dare delle soluzioni, delle cure, delle indicazioni, ma se chi le riceve non è un medico che possa analizzare, comprendere quanto l'intelligenza artificiale gli propone, si rischia di prendere per buono tutto e quindi commettere degli errori, perché l'intelligenza artificiale non è infallibile, perché si forma sia con i dati che noi li produciamo, quindi i prompt, i comandi, sia per quello che viene preso in rete, perché a seconda dell'intelligenza artificiale ci sono intelligenze artificiali che raccolgono dati solamente nella rete, altri solamente da noi che inseriamo volutamente o non volutamente nei vari dispositivi, e quindi questo è un alert, quello che abbiamo detto prima, che dopo va a sconfinare in una lesione della privacy, ma non solo della privacy, ci sono tanti altri aspetti, perché se parliamo di aziende cominciamo a entrare in un ambito ancora più delicato, fatto di marchio, di tutela dell'immagine, quindi è importantissimo. Legato a un aspetto turistico, chiamiamolo così. E ci arriveremo su questo. Ci arriveremo più avanti, perché ci sarebbero delle indicazioni, direi, puntuali da fare su Venezia. Però restando un po' nei vari ambiti, nelle varie argomentazioni, molto importante è comprendere che l'intelligenza artificiale fa della nostra società un nuovo paradigma. Noi dobbiamo leggere questa intelligenza artificiale come un cambio epocale. Noi abbiamo già avuto dei cambi epocali con la rivoluzione industriale. Questa è un'altra rivoluzione che ci porta verso un futuro che francamente ancora non conosciamo. Ma d'altronde io faccio sempre l'esempio del passaggio dal cavallo alla macchina. Si sono perse delle attività, perché logicamente il cavallo aveva bisogno di determinate professionalità, quindi chi strigliava il cavallo, chi lo accudiva e quant'altro, gli staglieri. Siamo passati dopo ai meccanici, perché la macchina ha avuto bisogno, tutt'oggi, e anche questa attività ha subito delle modifiche, perché inizialmente era tutto analogico, adesso è digitale, quindi le competenze mutano nel tempo. E questo mi porta a suggerire, soprattutto chi ha aziende, ma non solo, anche le associazioni, a prendere questa intelligenza artificiale nel verso giusto. Perché? L'intelligenza artificiale innanzitutto deve far comprendere che non è lo spauracchio per il mondo del lavoro, anzi, chi cavalca l'intelligenza artificiale e riesce a migliorare la propria competenza, la propria attitudine, riuscirà a rimanere nel mercato, avrà quel valore aggiunto rispetto alla concorrenza. Questo è fondamentale. Fondamentale perché? Perché l'intelligenza artificiale serve, l'ho detto prima, per quanto riguarda le competenze, a snellire i tempi. Snellire i tempi è una delle accezioni positive dell'intelligenza artificiale, però dalla analisi, anche dalla riflessione profonda che hai fatto, l'intelligenza artificiale apre scenari completamente diversi e nuovi, e questi scenari sono sicuramente anche positivi, ci sono come sempre luci ed ombre. E il libro affronta appunto anche l'interazione tra intelligenza artificiale e linguaggio naturale. Come vedi l'applicazione di queste tecnologie nella
promozione appunto del patrimonio linguistico e culturale? Bella domanda, perché qua entriamo proprio nell'essenza dell'intelligenza artificiale. D'altronde è nata come quella macchina, quello strumento che potesse assomigliare il più possibile all'uomo. Alan Turing è stato uno dei primissimi fautori di questa teoria, di questo, diciamo così, obiettivo. Tant'è che facciamo degli esempi pratici. Già il nostro computer, ma non solo il computer, il telefonino, ormai riconosce la nostra voce. Quindi tutto ciò che noi diciamo, proferiamo, viene ascoltato, viene letto, interpretato e ci viene data la risposta. Certo. E ci viene data la risposta corretta. Quindi l'intelligenza artificiale, noi che è già da tempo che la utilizziamo, magari anche in modo inconscio, perché quando parliamo al telefonino chiamando il comando, telefona e il telefono risponde digitando il numero, non più col dito come in precedenza. Sì, lo possiamo comunque fare, però riesce a leggere il nostro labiale, riesce a leggere proprio la nostra parlata, che sia in italiano, che sia in inglese, riesce a fare una distinzione. Anche in Veneto? Anche in Veneto. Cioè, ormai siamo arrivati a un punto che la tecnologia, la strumentazione, legge non solo il nostro labiale, ma le nostre smorfie, i nostri atteggiamenti. Quindi riesce a giudicare se noi siamo contenti, siamo agitati, se siamo preoccupati. L'intelligenza artificiale sviluppata appunto nelle cosiddette telecamere, perché noi abbiamo non solo le telecamere della trasmissione, abbiamo anche le telecamere del telefonino, quelle del computer, quando siamo in chat, quando siamo in videoconferenza, anche quelle del televisore. Gli ultimi smart TV riescono a vederci, analizzarci e molte volte ci domandiamo come mai ci vengono proposti determinati prodotti sia telefonicamente e non solo telefonicamente. Proprio per questo fatto, leggono quello che noi diciamo, leggono il nostro labiale e la nostra azione. Dirò di più, questo può spaventare, ma attenzione, ci sono degli ambiti che sono molto utili proprio all'uomo e mi riferisco a tutti quei comandi che vengono dati solamente con lo sguardo, con l'intenzione, far capire che si vuole un determinato prodotto, e questo viene dato nella medicina, soprattutto per coloro che sono malati di SLA, coloro che non si possono muovere, interagendo con dei software altamente sofisticati, riescono, anziché spostare un mouse con la mano, che non possono farlo, direttamente con lo sguardo, con l'espressione, agire sui comandi del computer, della televisione. Quindi questa è la bellezza e l'utilità dell'intelligenza artificiale. Non ci deve spaventare, ripeto che questo è un punto importantissimo sul quale noi dobbiamo tenere presente, logicamente, come è stato detto prima, Paolo. Ci sono dei rischi, i rischi che tutti questi atteggiamenti si leggono perché ci sono dei big data, perché se noi stucchiamo, come si suol dire, l'occhio, strizziamo l'occhio, non è che la telecamera, il software è così intelligente che sì, no, perché l'abbiamo istruito, magari ci sono milioni di espressioni e a quel punto, dopo milioni di espressioni, quel software dice, ok, ha strizzato l'occhio, vuol dire che è d'accordo. Certo. Abbiamo noi dato delle comunicazioni, in inglese si dice prompt, però sono dei comandi. Restiamo, ecco, ci sarebbe da parlare in inglese, ma io preferisco proprio per essere più chiaro possibile, dare delle indicazioni proprio terra a terra sotto questo aspetto. Ma io ti ringrazio perché ti ho ascoltato con attenzione e lo scenario che ci stai prospettando è uno scenario che inconsapevolmente ci porta
quotidianamente già dentro il futuro. Stiamo vivendo qualche romanzo letto magari in giovane età, si sta in qualche modo realizzando. Considerando la tua esperienza come appunto consulente aziendale, quali consigli daresti alle imprese in generale, alle imprese veneziane, per integrare l'intelligenza artificiale nelle loro strategie di comunicazione, mantenendo appunto al contempo l'autenticità che caratterizza appunto le città storiche e una città come quella di Venezia? Sì, allora innanzitutto il consiglio da dare a coloro che hanno delle attività è innanzitutto cercare di portare l'intelligenza artificiale a supporto e a completamento della propria attività. Cosa intendo dire? A supporto significa che l'intelligenza artificiale, come ho detto prima, aiuta a snellire, velocizzare l'attività che si effettua costantemente giorno dopo giorno. Quindi se per una determinata azione c'è la necessità, non so, di un'ora di lavoro, l'intelligenza artificiale ti aiuta ad anticipare, a snellire, a ridurre il tempo, magari in un quarto d'ora. Quindi, ed essere utile il rimanente del tempo da utilizzare per fare, gestire in modo più completo la propria attività. Certo. Arrivo nello specifico. Certamente oggi siamo tutti collegati in rete. Per un'attività è importante promuovere il proprio marchio, il proprio brand, ma promuovere e farsi trovare, perché la cosa principale è quella di farsi trovare. Io dico soprattutto una cosa, faccio una similitudine fatta e nata proprio dalla mia esperienza commerciale. Certo. D'altronde, facciamo l'esempio di un negozio che può essere di prodotto o di servizio, non importa, ma se questo negozio all'interno ha le luci spente, la porta chiusa e delle vetrine informi, il turista, il cliente non si approccia, non si avvicina e non entra. Certo. La stessa cosa è internet, quindi il sito internet, ma non solo, ci sono tante altre applicazioni, quindi ci sono le app, ci sono le chatbot, ci sono veramente un'infinità di opportunità per quanto riguarda l'imprenditore piccolo, medio e grande di poter essere visibile, e questa sua visibilità porta sicuramente un aumento della clientela, ma soprattutto un aumento di visibilità, cosa che diversamente comporterebbe non solo spese importanti, ma uno sforzo notevole. D'altro canto c'è da dire un'altra cosa. Purtroppo dal punto di vista economico l'intelligenza artificiale oggi, come per tante altre attività, ha un suo costo. Purtroppo non tutti sono in grado di poter supportare dei costi che sono attualmente abbastanza elevati. Logicamente sarà tutto proporzionato, la piccola attività avrà bisogno di uno sforzo magari per determinate strumentazioni, fino all'azienda più importante, più grossa, che avrà bisogno di mettere da parte o inserire a budget, come si suol dire, somme più rilevanti, perché l'impatto e stare sul mercato impone un utilizzo molto più forte, quasi direi invasivo, di tutta la tecnologia che giorno dopo giorno si sta implementando, sta aumentando sempre di più nella sua valenza e importanza. Per quanto riguarda Venezia, direi questo. Occorrerà studiare un piano che colleghi tutte le attività di servizio, soprattutto coloro che offrono al turista quei servizi di ristorazione, di informazione,
cosa che fisicamente la si trova solamente nel momento in cui uno passa davanti, come ho detto prima, nel negozio. Essere presenti oggi in rete è importantissimo, perché qual è il turista che non arriva a Venezia, come in tutte le altre città italiane, senza uno smartphone? Questo smartphone deve essere utilizzato in maniera cosciente. Perché? Perché può aiutare il turista a trovare il punto migliore anche in base alle proprie esigenze, perché teniamo presente che se noi riusciamo a utilizzare questa intelligenza artificiale, che dopo viene prodotta, recepita dai vari device, che sono gli smartphone, i telefonini del turista, noi entreremo direttamente da loro. Attenzione, un passaggio importante, sempre nella comunicazione, è quella di la forza di farsi trovare. Ed è un altro cambio di paradigma. In passato era la pubblicità diretta che veniva prodotta telefonicamente, radiofonicamente e per via televisiva. Una unilateralità che praticamente lasciava il tempo a se stesso. Certo. Adesso bisogna avere la forza di farsi trovare. E questo è il punto cardine, perché già i social ce lo insegnano, con i cosiddetti hashtag, le parole chiave, i siti internet, e sono letti dall'intelligenza artificiale. Ritorno a questo, l'intelligenza artificiale legge quello che il cliente, chi utilizza lo strumento, cerca. Se non fosse per questo, saremmo ancora con un passo, due indietro, col vecchio modo di comunicare in maniera unilaterale. Venezia è nota per la sua capacità di adattarsi e anche di reinventarsi, l'ha fatto nel corso di tanti secoli. Come può, appunto, e l'avevi già accennato all'inizio della puntata, come può l'intelligenza artificiale supportare la città nel fronteggiare appunto le sfide moderne, che sono sfide quotidiane per Venezia, non solo per Venezia, ma per tutte le città storiche italiane, penso Firenze, Roma e tutte le altre importanti città che attraggono tanti turisti, un turismo anche di massa, con il rovescio della medaglia. Turismo di massa significa anche tuttavia tutela e conservazione del patrimonio. Quindi secondo te l'intelligenza artificiale, l'IA, può essere di aiuto? Molto di aiuto, molto. Faccio solo un esempio che arriva da oltreoceano, il ponte di San Francisco, il Golden Gate. Quel ponte è un emblema dell'intelligenza artificiale. Voi vi domandate, ma come può Certo. essere? Allora, c'è da dire questo. Quel ponte è un insieme di sensori collocati in ogni sua parte che rilevano le problematiche alle quali può andare incontro. Problematiche che possono essere di natura climatica, di natura territoriale, di natura veicolare, quindi del traffico, per evitare problemi molto più gravi, soprattutto in termini di manutenzione. E questo lo voglio riportare dove? Alle strutture culturali, architettoniche di Venezia, da tutelare e soprattutto da mantenere. Certo. Perché dico questo? Perché con dei sensori opportunamente collocati si riesce a comprendere lo stato di usura delle pareti, delle strutture, in modo tale da fare una manutenzione graduata, intelligente e anche meno invasiva dal punto di vista economico, perché intervenire nei monumenti, magari con molto ritardo, anziché spendere
una cifra programmata nel tempo e diluita nel tempo, ci si trova di punto in bianco magari a delle problematiche che comportano delle spese improvvise che possono anche danneggiare il turismo stesso, perché avere un edificio che è bellissimo e impropriamente, improvvisamente perde delle sue peculiarità, sicuramente dà dei danni economici, dei danni strutturali, ma anche dei danni di immagine, perché intervenire su una struttura storica dopo che il danno avvenuto è importante, significa che quella struttura dovrà essere coperta dalle impalcature per un certo periodo di tempo, magari prolungato, e portato via dall'attenzione del turista. Cosa che Con la manutenzione no, certo. è limitato il tempo. È certo, cosa che si assiste spesso nei centri storici, ovviamente per una doverosa manutenzione ordinaria e straordinaria, e quindi diciamo questa potrebbe essere un'applicazione. Mentre ti ascoltavo con attenzione, pensavo anche quindi alla possibilità dell'intelligenza artificiale anche di monitorare nella manutenzione ordinaria e straordinaria quelle che possono essere le grandi infrastrutture anche viarie italiane. Abbiamo infrastrutture importantissime che attraversano l'Italia con strade, autostrade e viadotti, e sappiamo quanto è importante la sicurezza. Secondo te quindi potrebbe esserci un'applicazione diretta dell'intelligenza artificiale su questo aspetto per evitare anche situazioni gravissime come quella del crollo del ponte Morandi a Genova che abbiamo assistito? E qui hai toccato un punto importantissimo, proprio della sicurezza. E il ponte Morandi è stato, diciamo, un epilogo dovuto a cosa? Alla scarsa manutenzione. Se avessimo pensato soprattutto a questi sensori di intelligenza artificiale, sicuramente non sarebbe avvenuto, perché questi sensori altamente sofisticati allertavano chi di dovere per tempo e non sarebbe successo. Quindi l'intelligenza artificiale vista sotto questo profilo migliorerà sicuramente il nostro essere, la nostra vita, ma non solo dal punto di vista architettonico, strutturale, soprattutto anche in termini, come ho detto, di lavoro. E attenzione, l'intelligenza artificiale così pensata produrrà degli effetti positivi in futuro che noi non riusciamo ancora a calcolare. Però io pongo sempre anche l'attenzione, vado oltre, perché il rischio è sempre latente. Facciamo attenzione a un percorso che l'intelligenza artificiale sta facendo ed è parallelo. Tutte quelle indicazioni, tutte quelle notizie che non corrispondono diciamo, al vero. Quindi guardiamo con un occhio di riguardo tutte queste particolarità, ma attenzione, cerchiamo, la metto sotto il punto dell'ordine pubblico, facciamo molta attenzione. Prima abbiamo parlato anche di linguaggio. Qui c'è da fare un punto importante, quasi un appello a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Facciamo attenzione a tutto quello che riceviamo, non solo telefonicamente, ma con qualsiasi strumentazione, perché la voce che io ho può essere non solo modificata, può essere copiata. E in questo momento ci sono dei reati, l'avvocato lei sa benissimo, dei reati che vengono commessi nei confronti degli anziani che simulano non solo telefonate che arrivano da chissà che call center, ma addirittura finte forze dell'ordine, ma addirittura
Il futuro dell'intelligenza artificiale è quella che andrà a simulare la voce magari del proprio parente e l'anziano che riceve la telefonata crede di parlare proprio con il proprio parente. Perché questo è lo sviluppo terribile dell'intelligenza artificiale. Quindi un alert, un avviso proprio per tutelare la sicurezza del cittadino. È una riflessione quella che hai fatto, che fa riflettere, ed è una riflessione anche che apre scenari per questi aspetti, scenari che destano sicuramente preoccupazione. Leggiamo infatti nella cronaca episodi di un uso distorto di queste tecnologie che dovranno in qualche modo essere sicuramente regolamentate. Siamo agli albori di una nuova stagione, di una nuova era e questa, come si diceva all'inizio, offre luci ma anche ombre. Tu nel libro, e qui ti faccio una domanda che meriterebbe una risposta lunga, capisco anche per la difficoltà, ma secondo me basterà un cenno. Tu menzioni la transizione verso la quantistica. Come potrebbe questa evoluzione tecnologica influenzare appunto la nostra quotidianità, ma soprattutto le attività economiche tradizionali come l'artigianato, il commercio, eccetera? Allora, qua siamo su un ambito molto più profondo, direi quasi molto tecnologico, però il prossimo passaggio, il prossimo cambio di paradigma. Io porto solo l'esempio dell'intelligenza artificiale che viene normalmente utilizzata dai più, quella di interrogare in pratica l'intelligenza artificiale col proprio computer, col proprio telefonino e chiedergli un dato, una risposta semplice. Questa viene data. Con la quantistica cosa succede? Che l'intelligenza artificiale non analizzerà solo una parola, solo una domanda, ma sarà in grado di dare una risposta molto puntuale, molto precisa, con un insieme di dati complesso. Della serie, se io domando all'intelligenza artificiale oggi che tempo fa, darà una risposta. Con la quantistica posso argomentare in modo più completo, quindi la domanda sarà composta magari da 100, 200 parole, una frase intera, e la quantistica la analizzerà nella sua interezza. Paolo interroga l'intelligenza artificiale, lei saprà praticamente di cosa necessita Paolo, di cosa necessita Stefano, e così ognuno di noi. È già adesso così? Sì, è già adesso così. Un esempio pratico lo possiamo vedere con i telefonini. Noi parliamo, ci confrontiamo, parliamo di un tema, potrebbe essere quello banale cambio la vasca da bagno, metto la doccia perché sono diventato anziano, abbiamo la mamma che non deambula bene e quindi dobbiamo fare queste modifiche. Avete mai provato a vedere subito dopo, ma non dico dopo qualche secondo, magari il giorno stesso, dopo Certo. un giorno, due, il proprio telefonino vi propone la pubblicità di quell'argomentazione di cui avete parlato, ma non per telefono, anche in una stanza asettica dove praticamente non c'è la comunicazione telefonica. Ci ascoltano, ci leggono e ci informano. Quindi questo è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale molto avanzata, ma lo sarà sempre di più. Viviamo inconsapevolmente una stagione della nostra vita in cui queste trasformazioni sono anche accelerate, sono acceleratissime e impensabili
rispetto a qualche decennio fa. Stiamo andando alla conclusione di questa interessante puntata e quindi ti faccio questa domanda, diciamo, che è una domanda generale, ma di interesse anche generale. Quale messaggio, alla luce appunto dei tuoi approfondimenti, di quanto hai studiato, di quanto hai scritto nel tuo bel saggio sull'intelligenza artificiale, cosa vorresti trasmettere ai nostri ascoltatori riguardo all'adozione consapevole appunto dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana? Allora, questa è una domanda che meriterebbe una risposta non lunga, lunghissima. Certo. Allora, innanzitutto facciamo attenzione. L'uso, come si suol dire, consapevole di questa intelligenza, e prima ho detto è un nome improprio perché non ha nulla di intelligente. Tutto quello che conosce questa strumentazione, questo algoritmo logico-matematico, gliel'abbiamo dato noi. Gli abbiamo dato noi le istruzioni per come apprendere e reperire i dati. Però vorrei fare un'osservazione, se non addirittura dare un'idea per Venezia, perché prima si è parlato di turismo. Certo. Ci stavo pensando, sicuramente per Venezia adotterei quello che io chiamo nel libro approccio ludico. Approccio ludico perché noi coscientemente e inconscientemente noi siamo propensi a giocare, non ce ne accorgiamo. Da bambini fino ad anziani, all'età adulta, noi giochiamo. Non a caso la televisione ci dà quei format televisivi che alla fin fine ci fanno interagire con la televisione e quindi noi ci giochiamo. Mettiamoci nei panni del turista. Arriva a Venezia e vuole visitare la città. Noi possiamo dare l'opportunità al turista di giocare col proprio telefonino. In che modo? Un'idea potrebbe essere quella di creare un'app, delle chatbot che sviluppino il gioco dell'oca, faccio per dire. Il gioco dell'oca, uno dice, ma cosa stai dicendo? No, il gioco dell'oca studiato in modo scientifico, in modo tale che il turista vada a visitare non solo quello che preferisce visitare, perché logicamente legge l'algoritmo, le preferenze del turista, del cliente, ma riesce a gestire il flusso dei turisti nelle zone magari in quel momento meno battute, che tenute conto e rilevate in tempo reale, tant'è che ci sono i nostri software che ci dicono quando c'è traffico, quanto ci vuole per percorrere una determinata strada. Lo stesso lo si può fare all'interno della città di Venezia. Quindi il turista viene pilotato e il turista ne guadagna, ma ne guadagna anche la città, perché il turista non si metterà più a fare una coda chilometrica, magari di un'ora e mezza. Nel frattempo potrà vedere degli angoli bellissimi della nostra città e trovare giovamento. Siamo andati proprio alla conclusione della puntata. L'intelligenza artificiale, abbiamo sentito dalle parole del dottor Stefano Lecca, non è solo una questione tecnica, ma culturale, sociale e sostanzialmente anche etica. Venezia, con la sua storia e la sua capacità di reinventarsi, può diventare laboratorio di pensiero e innovazione anche in questa nuova sfida. Ed è per questo che ti ringrazio Stefano per aver condiviso con noi una visione chiara, profonda e stimolante su un tema che tocca ormai ogni aspetto della nostra vita. E con questo ti ringrazio i nostri ascoltatori, li invito alla prossima puntata, sempre il martedì alle ore 21 su canale 80 del Digitale Terrestre, Televenezia,
Venezia cambia, Cinge Venice.